Benvenuti ad Informafie, il TG web del presidio Lia Garofalo di Libera Milano. Titolo: Intimidazione a Buccinasco. Fonti: blog di Marina Terragni e blog di Nando Dalla Chiesa. Martedì 29 gennaio, verso le 18 di sera, Francesca Santolini, cronista del giorno, e Carmela Mazzarelli, ex assessore a Buccinasco, erano in macchina nei pressi di Assago, quando sono state affiancate da un furgone ed è partita una scarica di mitra contro l'auto. I proiettili sparati erano di gomma, ma per le due donne sono sembrati veri. È stata un'intimidazione in piena regola. Francesca Santolini è una cronista che si è occupata di inchieste a Buccinasco e Corsico, ma anche di scariche abusive e concessioni scorrette. Carmela Mazzarelli a Buccinasco è stata la prima a denunciare le amicizie sconvolgenti della politica, anche nel suo partito. Carmela è vicepresidente del PD provinciale, ma il PD di Buccinasco non le ha ancora rinnovato la tessera. Inoltre, è stata l'unica dell'amministrazione a essere ringraziata nel libro di Buccinasco, L''ndrangheta al Nord, scritto da Nando Dalla Chiesa e Martina Panzarasa. Il libro è stato attaccato in una lettera aperta dal sindaco di Buccinasco, Giambattista Maiorano, perché secondo lui il libro dà un'immagine in parte scorretta del suo comune. Francesca Santolini e Carmela Mazzarelli esprimiamo la nostra più sentita solidarietà.